5. Chiudere. Dare un present. Rosa che ride. Quindi no. Strano. But I have Giurato dall'UFO. received. Yes. Allora, Arianna, have you ever seen a UFO? No, I am. No, I haven't. Yes. E guardate in giro, qua a destra, piane che ci stanno. Io sì. Avanti gli assi, unidentified, flying object. Second, oh, please, don't worry. You are welcome. Avanti. Vabbè, vado io, così vai alla casoletta. Che ti piace un casino, vai alle meridiane, facciamo qui per cercare come sul potere. Ero ironica. Allora, Jerry, per la 10ª volta tu hai avuto questi sintomi. Presentante il tuturo. E il tuturo è stato in ricovero immediato. Domanda, siccome te lo dice una che l'ha fatta 3 volte, sei in plastica. Perché vuoi mettermi fuori? No, come vuoi tu? Come no, perché questo qua è duro. Che cure ti hanno fatto in ospedale? 6 minuti. E poi lo ritagliamo perché Poi hanno fatto la... Cosa? Hai fatto la cacca. Dai! Ho capito, ho fatto la cacca. Vai avanti, Jerry. E poi mi hanno dato niente, antibiotici, alcuni due olimpici da prendere, una notte. Quanti giorni ti hanno trattenuto? 3 più il day hospital che ho fatto. 4. Ma sto bagare alle tutta sofferenza. Jerry. Caro le Mr. Will, how is it? Mr. Will, the 19. Grazie, adesso 12, 15, quello del principe Carlo. E sono anche stati Daniel ha incontrato un papà l'altro giorno, mi ha fatto una bella chiacchierata. Non l'avevo mai visto io, non ho mai visto nessuno. Allora abbiamo chiacchierato un po', avrà riferito, no? Non è una roba molto complessa, Ciò, quel numero 19. Io l'avevo messo una volta in una verifica a Dario, giusto Dario? Sì. Sì, perché tu dimmi, che se ne accorgi. Allora 18 e 19 a pagina 169. Chi è che gli ha scritto? La tipella. Jerry, non voglio che senta che non so niente. Mi spieghi brevemente cosa le è successo. Allora, ma perché avevi i capponcini che hanno ricoverato? Ma era a caso da andare all'ospedale? No, perché proprio giù. Ma perché sei una cavolina? Allora, facile. È una fighetta. È una fighetta. La checca! No, Riccardo, non ho detto questo. Ma sei impazzito? Tu che dici con un tono di voce che lo sentono anche dall'altra parte della strada. Ma sembra malato. Ti sveglio cosa? Perdone. Ma dove sono la girare? Sono entrati uno dopo l'altro. Allora, se non interessa a voi la correzione, per chi la chiara, ancora meno a me.
nuovo come un elefante tra i bicchieri di baccarat. Se la finisci bene, Riccardo, se no vai fuori perché mi hai stupito. Tutto l'ora che stai facendo le manovre militari, sei 1,10 m, dai per un coso di elefanti. Piccolo. Sembra che c'è un esercito di elefanti che si sposta. Non piangere, Vaz. Oh, anche se piace, non è che la cosa. Con lui l'inglese è così. Sai neanche di cosa sto parlando, vai.